In pratica io sono appunto il custode, come si suol dire. Custode è una parola abbastanza che incute sembra quasi timore, perché custode vorrebbe dire appunto colui che custodisce, colui che conserva. E penso che sia un ruolo molto importante nella Chiesa, oltre al mio, il quale cioè futuro insegnante di religione, e penso che le due cose vadano di pari passo. Infatti tanto l'insegnamento di religione cattolica in pratica, tanto il custode della Chiesa, penso abbiano un collegamento molto stretto. Infatti da una parte c'è la teoria e dall'altra parte c'è la pratica, appunto si cerca di applicare tutte le varie nozioni pratiche, soprattutto con la comunità, con le persone. Questo penso sia la cosa da valorizzare in pratica. La mia scelta in pratica è stata un po' difficoltosa, perché all'inizio c'è stata una svolta circa all'età di 16 anni, così, che una signora casualmente, una domenica come tutte le altre, mi chiese appunto di leggere. Io, non avendo mai letto prima, appunto tentennai leggermente, poi dopo, avendo provato la prima volta con un po' di timidezza, un po' di imbarazzo, ho visto che questa cosa mi faceva sentire bene, mi faceva appunto stare a mio agio. E allora ho deciso così di riprovare questa situazione, di ricominciare, nonostante che i miei coetanei la domenica mattina facessero tutt'altre cose rispetto di frequentare la messa domenicale. Ma penso che i giovani d'oggi in pratica da una parte ti comprendono e dall'altra parte non ti giudicano, perché non sempre, come si suol dire adesso, sono mirati appunto per questa fede cristiana che è vista come una cosa da vecchi. Io penso che sia una cosa totalmente da giovani, perché puoi coinvolgere da 0 a 100 anni come fascia d'età. E penso che sia la cosa più bella quella di entrare a far parte di una comunità che puoi imparare dal più piccolo e puoi imparare dal più grande, e sta a te decidere da quale parte entrare. A mio modo di vedere appunto la Chiesa, più che cambiare mentalità, dovrebbe cercare di adattare la propria mentalità ai giorni d'oggi, e vedo che questa cosa principalmente si riscontra nelle persone anziane in pratica, che si ha appunto un distacco tra noi giovani appunto con una mentalità fresca, totalmente diversa, magari anche con una cultura maggiore rispetto alle persone anziane, però vedo che stare a contatto con le persone anziane, ad invogliarli, a insegnarli magari alcune cose che loro non erano soliti a fare, vedo che questo sia un modo, anche con i vari parroci funziona allo stesso modo, vedo che stare a contatto le due categorie, ovvero gli anziani e i giovani, penso che possa aiutare più che cambiare mentalità, per adattare la mentalità, per fare in modo di mantenere i vecchi valori, ovvero quelli tradizionali, però cercare di adattarli in tempi più moderni.